ci porta il nostro segretario regionale Franca Porto. Allora, intanto buonasera a tutte quante, a tutti quanti. Fa bene al cuore da quassù, non è che si sta sempre bene nei palchi, però si ha un privilegio che quello che si vede, cosa c'è dall'altra parte, fa bene al cuore vedere tanta gente. E anch'io ringrazio la CIS di Verona e l'FP per aver dato, come dire, il via, il buon esempio, il buon esempio. Sentite, dirò poche cose perché molte sono state dette, quindi credo che valga la pena di essere sintetici. La prima, noi forse siamo ancora convinti che, come è successo in altri momenti, anche questa volta la crisi finirà a un certo punto, sta durando un po' più di quello che si era pensato, finirà a un certo punto, ci avrà fatto un po' di male, però quando finisce si riprende a crescere, si rimette in moto il meccanismo della crescita e quindi a quel punto anche della redistribuzione. Anche perché, bisogna dirlo, in questi 3 anni in Veneto sono successe molte cose, sono cambiate molte cose in peggio. Per esempio è aumentato il numero di persone che nelle nostre famiglie, lavorando, quelli che hanno perso il posto di lavoro in 2, quelli che si sono ritrovati in condizioni in cui per un lungo tempo hanno usato i risparmi e quindi li hanno consumati. Quelli che hanno perso il posto e invece di trovare un altro lavoro dopo 1 anno, dopo 8 mesi, dopo 7 mesi come eravamo abituati prima, dopo 2 anni e mezzo, dopo 3 anni sono ancora senza lavoro e senza la speranza anche di avere un lavoro. E l'elevatissimo numero anche di ragazzi che non trovano più, di giovani che non trovano più neanche forme di lavoro precario. I numeri fanno paura perché in 3 anni in Veneto noi abbiamo 70.000 persone che hanno già perso il posto di lavoro, abbiamo oggi 30.000 persone che a dicembre finiscono tutti gli ammortizzatori sociali che avevano in Veneto e quindi a meno che non ci sia una ripresa miracolosa che non intravedo saranno licenziati, e abbiamo 26.000 giovani inoccupati, nel senso che non trovano più neanche opportunità di lavoro precario. Quindi diciamo che anche in Veneto, terra di benessere, siamo stati toccati da nuove forme di impoverimento, a cui non eravamo abituati, e da nuove forme di disagio, di criticità a cui non eravamo abituati. Questo però, attenzione, finora ha soltanto alimentato, salvo chi gli è toccato di impoverirsi, e non è che di fronte a questo noi possiamo dire a me è toccato a loro e allora facciamo finta di niente, però ha toccato soltanto chi gli è capitato, e a tutti noi che gli stiamo intorno ha trasmesso un sentimento di insicurezza fortissimo e di grande paura di essere noi i prossimi, perché bisogna che ce lo diciamo in una sede come questa di gente per bene e di gente seria. Le nostre abitudini, la nostra propensione al consumo, i nostri stili di vita in questi 3 anni non sono cambiati come abbiamo sentito dire che è grande la crisi. Sono cambiate un pochetto, ma non così tanto. È più la paura, la preoccupazione che ha messo in moto, salvo chi gli sono successe le cose di cui ho parlato prima, che ha messo in moto questo senso di inquietudine, di incertezza. Allora questo cosa vuol dire? Che la crisi può passare senza che a noi non succeda niente? No, questo vuol dire che arriveremo ai momenti, alle conseguenze della crisi che ci tocca, in una condizione in cui, oltre alla situazione economica, ci saranno altri danni, altri pesi che dovremo contare. Uno di questi è che arriveremo tutti un po' più stanchi da questa attesa, un po' più sfiniti da questa attesa,
un po' più spaventati e arrabbiati per questa attesa. Un altro è che arriveremo tutti con un po' meno soldi, i nostri risparmi, dicevo prima, consumati. Un altro è che arriveremo anche con meno soldi pubblici, perché è chiaro, no? Sono 3 anni che stiamo distribuendo risorse per gli ammortizzatori sociali, compresi gli ammortizzatori in deroga, ed è chiaro che non essendoci una macchinetta per farli, i soldi, questi soldi finiscono prima o dopo. E arriveremo anche tutti nel momento in cui comincerà a farci più male la crisi, con un senso di sbandamento, di sfiducia, di preoccupazione nei confronti delle istituzioni, nei confronti dei soggetti, le amministrazioni locali, regionali, il governo, che dovrebbero essere invece i riferimenti, quelli che magari facendo operazioni che non ci piacciono, che non condividiamo perché ci fanno male, però ci mettono in sicurezza, ci mettono nelle condizioni di stare meglio. È per questo, per questi 2 motivi sostanzialmente, perché la crisi vera, le conseguenze di questo straordinario cambiamento che sta avvenendo nel mondo, sta per arrivare e per farci un po' più male di quello che è successo finora, e perché ci arriveremo in un contesto di sgretolamento della coesione sociale e di sgretolamento della credibilità dei soggetti istituzionali e di chi rappresenta nel Paese, che noi abbiamo bisogno di non perderci in questo momento in quella che può essere una dimensione anche noi rabbiosa, di paura, di preoccupazione, di contestazione. Non perché noi non abbiamo anche da contestare, anzi abbiamo da alzare la voce, lo stiamo facendo, è stato ben spiegato qui in molti passaggi, ma abbiamo anche un altro compito, che è quello di stabilire delle priorità, e sono 2 quelle che la CISL ha tracciato in questi anni: lavoro e welfare, le 2 questioni che ci danno senso nella vita e nelle possibilità di stare decentemente, con una differenza sostanziale, perché lavoro e welfare oggi rispetto a 10 anni fa, a 30 anni fa, a 5 anni fa, significa fare una negoziazione che metta al centro alcuni elementi che sono diversi da quelli che eravamo abituati. Faccio un esempio per chiudere in fretta. Pensiamo al Paese come a un sacco da cui vogliamo tirar fuori le cose che ci servono, lavoro e welfare. Bene, è un sacco che deve essere riempito, bisogna metterci dentro qualcosa perché possano uscire queste cose. E noi abbiamo le fabbriche ferme, non produttive, e quindi un percorso, un progetto per lo sviluppo, un sacrificio da chiedere a tutti, ma soprattutto a chi ha più soldi, per questo parliamo di patrimoniale, per recuperare risorse che ci permettano di fare scelte straordinarie che facciano ripartire lo sviluppo, mettere qualcosa dentro il sacco, salvare le nostre fabbriche che sono l'oro del Veneto. Noi non abbiamo petrolio, abbiamo le nostre fabbriche che sono l'oro del Veneto. E il secondo pezzo, riorganizzare noi, ma qui Sabrina, lui e Giovanni hanno fatto una cosa, hanno già detto, no? Riorganizzare noi il sistema pubblico, con fatica, con impegno, riorganizzarlo noi, perché l'altro oro che abbiamo è quello che può permettere nei momenti in cui manca il lavoro, nei momenti in cui si è in una condizione di disagio, di essere sostenuti, nel momento in cui si è malati, di essere sostenuti. E però vuol dire negoziare un condizionamento rispetto a questo. Allora, adesso spiegherà meglio tutte queste cose Anna Maria, ma guardate, c'è un pezzo di lavoro che dobbiamo fare anche in Veneto, c'è un pezzo di lavoro che possiamo fare anche in Veneto, e noi abbiamo scelto di vertenzializzare le interlocuzioni con tutti i soggetti amministrativi locali, compresa la Regione, e di aprire anche negoziazioni con gli imprenditori. E questo pezzo di lavoro parte dai contenuti che sono espressi nei volantini, nei documenti che vi sono stati distribuiti, e parte dal fatto che, se è vero quello che abbiamo sempre detto,
che noi siamo il sindacato della proposta, capace anche di protestare, la prima grande manifestazione regionale che facciamo come CISL in Veneto sabato 8 ottobre con queste caratteristiche, con questi contenuti, deve essere la più grande manifestazione che la CISL in Veneto abbia organizzato negli anni, e da questo dipenderà anche la forza con cui riusciremo poi a portare avanti le richieste e le idee che abbiamo. Grazie per quello che state facendo, continuiamo a farlo, io ci sto e se ci siete voi otterremo anche risultati.